Scoperta dalla polizia un'organizzazione internazionale di trafficanti di droga che importava cocaina e hashish in Italia. 34 i provvedimenti restrittivi emessi dal GIP di Palermo su richiesta della DDA ed eseguiti dalla squadra mobile, in collaborazione con la Direzione Centrale Servizi Antidroga e la Direzione Centrale Anticrimine, in un'operazione denominata Monterrey. Nel corso delle indagini, durate circa 3 anni, sono stati sequestrati in totale 5 quintali di cocaina e altrettanti di hashish. L'attività investigativa ha sviluppato spunti venuti da un'informativa della DEA, l'agenzia statunitense antidroga, dalla quale erano emerse probabili connessioni con indagini già avviate a Palermo. L'organizzazione era formata da cittadini italiani residenti in Messico e in contatto con gruppi di narcos del paese centroamericano. Un altro canale di approvvigionamento degli stupefacenti faceva capo a corrieri dell'Europa dell'Est, tra gli arrestati anche alcuni soggetti legati alla criminalità organizzata. Nel corso dell'operazione, come detto, la polizia ha sequestrato anche 5 quintali di cocaina e 5 quintali di hashish. L'ingente quantitativo di stupefacente era nascosto all'interno di un grande forno per la cottura della ceramica che era stato spedito in Italia. Il singolare nascondiglio è stato scoperto dagli investigatori grazie a una segnalazione degli agenti della DEA, l'agenzia antidroga americana, che ha consentito di intercettare il forno imbottito di droga in provincia di Terni. Il valore al dettaglio della droga sequestrata ammonta a diverse decine di milioni di euro. La cocaina proveniente dal Messico ha infatti un principio attivo dell'84%, dunque molto elevato, e avrebbe consentito di essere tagliata moltiplicando il quantitativo di sostanza stupefacente. È un'operazione significativa perché ancora una volta mette in evidenza l'interesse delle grandi organizzazioni criminali italiane, sia napoletane che siciliane, rispetto al traffico internazionale di cocaina. Infatti il sequestro che è stato fatto di circa 500 kg di cocaina vicino Terni, lungo l'autostrada, una parte di questo quantitativo era destinato a esponenti della famiglia di Brancaccio. La quantità parla da sola, è una quantità enorme di una sostanza di percentuale assolutamente alta come purezza e quindi a sua volta scomponibile e ulteriormente moltiplicabile per almeno 5 volte.